Buonasera a tutti dal vostro Duilio Scantamburlo e benvenuti a Call Center Cortesia, il programma dedicato a voi disperati che pensate di chiamare qua il sottoscritto Duilio Scantamburlo in cerca di aiuto sperando di riceverlo. Vediamo a chi che lo darò questa sera. Pronto? Ciao Duilio, sono Tony Pacati da Chiasso. Tony Pacati da Chiasso. Sì. A manco uno che tase su quel paese. Allora, signor Tony Pacati, dimmi. Io te chiamo perché non so dove portare in ferie mia moglie che è tanto delicata. Sì. Porti in montagna, non so, al fresco, in montagna al fresco, va ben no, tutto. perché sta male sui tornanti, dopo vomita, e l'ultima volta mi ha rovinato tutto il tappetino della macchina. E ora va al mare, No, perché ha paura dei meduse killer. Vabbè, te vai al mare in piscina, sull'acqua della piscina? No, è allergica al cloro. Va al lago? No, perché che dà fastidio il fondo melmoso. Vabbè, che si mette i sandaetti quelli da nylon? No, è allergica al nylon. E ora va su un gomon, non so, su un pedalò? No, perché l'ultima volta che vomitato anche sul gomon. Tesoro, tu qua essere in difficoltà, ho dovuto andare, come finito e Science, a Città d'Arte? No, d'estate no, ma fa caldo. Parco divertimenti? Meglio di no, perché l'ultima volta... cosa che ha fatto? Che ha vomitato sulle montagne russe? Esatto. Immaginavo. Ascoltami qua, aspetta, che lavoro fai a tua moglie? Lei è chirurga veterinaria. Chirurga veterinaria? Sì. Vai in Francia. Te vai in Francia. Come in Francia? Perché? Perché una chirurga veterinaria che ha tutto quello che serve, che se è l'opera di Parigi, e ora te vai a Parigi, che se è l'opera. E se chirurga sa anche come fare sto opera, no? Se no te vai al Festival del Cannes, che se Festival del Cannes, e se chirurga veterinaria te vai al Festival del Cannes. Sì, grande Duilio, grande, che tra l'altro ci avevo neanche mai pensato, e ho anche un amico che mi può ospitare lì in Francia. No, non avevo dubbi che avevi un amico francese. Ma perché? Perché come si dice il mio amico in Francia? Mon ami. Con Mona T che ti hai sposato una che si è piena di rogne. Cavoli tu. Grande Duilio. Arrivederci.